essere. Tragico tamponamento in A4 tra Grisignano e Padova Ovest, un furgone ed un tir hanno preso fuoco, esplosa una bombola di GPL, morti carbonizzati 2 operai, traffico paralizzato. Le diverse squadre dei Vigili del Fuoco da Treviso e Venezia al lavoro in A14 nell'inferno di Bologna, è esplosa una cisterna, almeno 3 morti, 70 feriti, si cercano dispersi. Tragedia nella notte sull'altopiano di Esago, auto esce di strada e finisce in una scarpata, il conducente muore, la compagna ferita solo dopo ore riesce a risalire e a chiedere aiuto. Caldo killer, 3 i decessi nella Marca in poche ore, 2 le vittime di oggi in bicicletta, una 55enne di Treviso, un 83enne di Zerobranco, ieri anziana stroncata in casa, rovente. A fuoco il tetto della chiesa del Beato Claudio nel complesso del santuario di Monteberico a Chiampo, il sindaco invita la popolazione a rimanere a casa. Avevano messo in piedi un sistema per sfuggire sistematicamente al fisco, 11 indagati dalla Guardia di Finanza per bancarotta e sottrazione fraudolenta, sequestrati beni compreso uno chalet a Roana. A Cimagrappa ieri la tradizionale cerimonia di inizio agosto per commemorare i caduti, appuntamento denso di significato non solo per il centenario della Grande Guerra, ma anche perché si è tornati a parlare di autonomia. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano la tragedia all'alba lungo l'autostrada A4 nel territorio di Villafranca Padovana. Un furgone è finito contro un auto articolato, è scoppiata una bombola di gas, un botto sentito a chilometri di distanza. 2 operai sono morti nel rogo. 6:45 autostrada A4, un furgone sta viaggiando in direzione di Padova-Venezia, superato il casello di Grisignano entra nel territorio di Villafranca Padovana. Un furgone partito dal bresciano tampona un auto articolato carico di carte e cartone, un impatto tremendo che causa l'esplosione di una delle bombole di gas presenti nel mezzo. Le fiamme si sviluppano in pochi istanti, avvolgono il veicolo senza lasciare scampo agli occupanti, un botto tremendo che sveglia all'alba gli abitanti dei comuni vicini. La colonna di fumo è ben visibile anche dalla zona ovest della città. In A4 si consuma una vera e propria tragedia, muoiono carbonizzati il conducente e la persona che è al suo fianco. I soccorsi giungono tempestivi, 5 automezzi dei Vigili del Fuoco partono da Padova e Vicenza, ci sono 16 pompieri a bordo. Le ambulanze del SUEM arrivano a sirene spiegate. Spente le fiamme, i Vigili del Fuoco recuperano i poveri resti degli occupanti del furgone, anche se per tutto il giorno si cercherà di capire se all'interno ci fosse o meno una terza persona. Illeso ma sotto shock il conducente del mezzo pesante, soccorso dai sanitari. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Padova che stanno cercando di ricostruire cosa possa essere accaduto. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. Chiuso per tutta la mattinata il tratto tra Vicenza e Padova Ovest con una corsia riaperta solo poco dopo le 10:30. Le code hanno raggiunto punte di 15 km tra Vicenza e Padova. Semiparalizzata per gran parte della mattinata anche la statale 11. E numerose squadre dei Vigili del Fuoco da Treviso e da Venezia sono al lavoro in A14 nell'inferno di Bologna. Nel primo pomeriggio esplosa una cisterna, almeno 3 i morti, 70 i feriti, si cercano dispersi. Vediamo. L'esplosione ripresa da un automobilista fermo nella corsia di emergenza fa intuire l'entità del dramma che ha coinvolto centinaia di persone a Bologna, dove a seguito dell'incidente sulla A14 è avvenuta pochi attimi dopo un'enorme esplosione che ha causato il crollo di un viadotto. Pesantissimo il bilancio di vittime e feriti. Dalle notizie che abbiamo pare che ci sia stato un incidente uno scontro tra un'autocisterna che conteneva sostanza infiammabile, diverse migliaia di litri, e una bisarca. Questo ha determinato prima un primo incendio e poi una deflagrazione. Questa deflagrazione ha causato una serie di eventi a catena, tra cui lo scoppio di alcuni vetri che ha determinato anche molti feriti, è rimasto coinvolto un concessionario, un fabbricato nelle vicinanze,
Allo stato abbiamo notizia di 3 morti e oltre 60 feriti, ma non escludiamo che purtroppo questo possa essere solo un dato parziale. Pronti ad intervenire sul posto per coadiuvare l'emergenza, unità dei Vigili del Fuoco di Venezia e Treviso per la ricerca dei dispersi. Siamo stati attivati circa un'ora fa per inviare una nostra sezione operativa sull'incidente di Bologna, e quindi 9 unità con 4 mezzi sono partiti qui da Treviso su Bologna. Nella configurazione cosiddetta per interventi per terremoto, gli interventi che andremo a fare sono relativi al crollo dell'impalcato. Ecco, oltre all'incendio lì a Bologna è crollato una porzione dell'impalcato autostradale, di un ponte autostradale, per cui si sospetta che ci possano essere delle persone sotto, e quindi sono partite squadre specializzate nella ricerca persone. E purtroppo dobbiamo registrare anche un'altra vittima sulle strade del Padovano. Si tratta di un uomo di 53 anni finito con la sua auto contro un platano nel comune di Piacenza d'Adige. L'incidente è accaduto oggi pomeriggio, l'uomo era incastrato tra le lamiere e nonostante l'arrivo dell'elicottero del SUEM per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Ed un altro grave incidente si è verificato nella notte sull'altopiano di Asiago. Sentiamo. Tragedia nella notte a Lusiana, ancora strade tinte di sangue, una fuoriuscita autonoma di strada è costata la vita a Lorenzo Rampin, 39enne di Crespano, fratello della sindaca del comune trevigiano Annalisa Rampin. L'uomo era seduto sul sedile del passeggero a fianco della compagna, 37 anni, di Lusiana, al volante della sua Mercedes classe A. La coppia procedeva lungo l'SP 89 in località Vitarolo che conduce a Conco. Erano le 2 quando l'auto ha sbandato, la conducente ha perso il controllo del mezzo che ha sfondato il guardrail ed è precipitato nella scarpata facendo un volo di 20 metri. I 2 sono rimasti incastrati nell'abitacolo, per ore nessuno si è accorto di nulla. Solo all'alba la 37enne ferita, ma non in modo grave, è riuscita a risalire il pendio, ripido, fitto di vegetazione, per raggiungere la strada e chiedere aiuto. Purtroppo quando l'ambulanza è giunta sul posto, per Lorenzo Rampin non c'era più nulla da fare, troppo tardi l'allarme. La Mercedes è stata recuperata solo nella tarda mattinata dai pompieri, intervenuti con l'ausilio di un'autogru arrivata da Treviso. I carabinieri stanno svolgendo le indagini per ricostruire la dinamica del drammatico sinistro e intanto la notizia ha raggiunto in un baleno la comunità di Crespano, dove il 39enne viveva e lavorava. Era conosciuto da tutti, seppur molto riservato. Una comunità distrutta dal dolore che si stringe attorno alla sua sindaca, sorella del 39enne, e alla mamma. Tragedia sul Garda, davanti alla spiaggia di Brenzone, a perdere la vita mentre faceva il bagno Tiziano Sesai, calciatore di 25 anni. Il giovane molto probabilmente ha avuto un malore, forse dovuto ad una congestione, ha fatto in tempo a gridare aiuto, poi è scomparso tra le onde. Il suo corpo è stato recuperato ore dopo dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Ed ora parliamo del caldo killer, 2 le vittime in bicicletta nella mattinata di oggi in provincia di Treviso, un 55enne di Treviso ed un 83enne di Zero Branco. Sentiamo. 9 di questa mattina il post su Facebook per annunciare la pedalata di 14 km. Lo hanno trovato poi riverso a terra dopo mezzogiorno accanto alla sua bici. Alcuni passanti e ai paramedici del SUEM non è rimasto altro da fare che confermare il decesso. Un malore, forse legato al caldo, ha stroncato lungo la Restera, Lughignano di Casale sul Sile, un ciclista di 55 anni di Treviso, Paolo Bersan. Poco dopo le 10 di questa mattina in via San Zuane a Scandolara di Zero Branco era toccato invece a un anziano di 83 anni. Un nostro compaesano, Gino Schiavon, probabilmente, perché noi non siamo medici, probabilmente ha avuto un malore, si è appoggiato qui e si è rovesciato nel fosso con la bicicletta. Non è annegato perché nel fosso c'è anche poca acqua e comunque aveva un po' parte del corpo e la testa sulla sponda, quindi non è morto annegato e quindi si può dedurre che sia stato un malore.
Come spiega il sindaco Mirko Festona, a cui è spettato il riconoscimento del corpo, nel fossato a bordo strada qualcuno nota il corpo di un pensionato di 83 anni del posto, Gino Schiavon. Rientrava in paese dove abitava dopo essere andato a far compere al mercato di Badoere. Un altro elemento fa pensare anche in questo caso al malore. Il particolare è che ha staccato la borsetta dal manubrio, l'ha appoggiata per terra e poi lui e bicicletta sono rotolati dentro, insomma. Quindi vuol dire che voleva fermarsi, ecco. Sotto accusa il caldo, che già alle 10 del mattino si faceva prepotentemente sentire. Io ricordo 2 o 3 anni fa un caldo analogo, forse un po' meno. Il municipio si apre sempre, c'è aria condizionata, in Villa Guidini, il centro anziani. Soprattutto è prendere consapevolezza che il caldo, quando è troppo, è troppo. E proprio il caldo sembra essere la causa della morte di una 91enne di Treviso stroncata nella casa bollente da un malore. L'appello del sindaco agli anziani: state in casa e se non avete l'aria condizionata usufruite dei servizi gratuiti dell'ISRA. Trovata morta in casa, stroncata con ogni probabilità dal caldo insopportabile di queste ore, l'ennesima vittima dell'afa di queste giornate bollenti è un'anziana di 91 anni residente in un alloggio popolare di Borgomestre a Treviso. A dare l'allarme ieri pomeriggio alcuni parenti, i vigili del fuoco hanno aperto la porta dell'abitazione. Per l'anziana non c'era più nulla da fare, era morta da almeno 24 ore. Negli ultimi giorni era particolarmente affaticata proprio per il caldo e nelle ultime ore sono state decine le chiamate al 118 per malori legati alle alte temperature. Il comune di Treviso con l'ULS ricorda che per gli anziani sono a disposizione i locali climatizzati dell'ISRA, dove chi è solo o in difficoltà in queste giornate bollenti può trascorrere le ore al fresco. I locali si trovano nelle case di riposo Zalivani, nella casa albergo di Viale Terza Armata, a Santa Bona e al Menegazzi sulla Noalese. Sono dei punti di ristoro e dove si possono passare le giornate serenamente al fresco, quindi in questi giorni approfittiamo di questo servizio che ISRA offre e non facciamoci alcun tipo di problema, queste strutture sono pronte ad accogliere tutti. Andiamo ora nel Vicentino, a fuoco il tetto della chiesa del Beato Claudio nel complesso del santuario di Monteberico. Il sindaco invita la popolazione a rimanere a casa a causa della colonna di fumo denso che si è elevata in cielo. Vediamo. Paura a Chiampo. Nel complesso del santuario della Madonna di Monteberico un maxi incendio ha devastato il tetto della chiesa del Beato Claudio dietro la Pieve. Durante i lavori del tetto lì è partito una fiamma e quindi lavori di manutenzione, di sistemazione della guaina e chi lo sa, e quando si sono accorti hanno usato subito l'estintore ma non è stato sufficiente, quindi è partito l'incendio nel poco, però dopo si è sviluppato nel sottotetto. Una fiammata e poi l'alta colonna di fumo nero che si è alzata in cielo, mentre sul posto sono arrivati i vigili del fuoco da Vicenza, Verona e in supporto dai distaccamenti di Arzignano e Lonigo per cercare di domare le fiamme che si sono sviluppate e sono rimaste compresse nel sottotetto, ma anche il fumo che ha invaso lo stesso interno della chiesa. Sul posto anche gli uomini della protezione civile e dell'ARPAV. Carabinieri e polizia locale hanno chiuso la zona interessata al passaggio di pedoni, mentre i vigili del fuoco al lavoro sul tetto cercavano di penetrare la cortina di fumo nero e acre che il vento spinge verso le vicine abitazioni, tanto che il sindaco ha invitato la popolazione a non uscire. Il rischio non si sa ancora se ci sia perché le verifiche sono in corso, però in via precauzionale ho preferito già diramare appunto l'obbligo di chiusura delle finestre e l'impossibilità di passeggiare nel centro del paese. Un lavoro immane quello dei vigili del fuoco che per domare l'incendio devono riuscire a scoperchiare il tetto della chiesa del Beato Claudio, operazione tutt'altro che semplice vista anche la sua grande estensione. Restiamo nel Vicentino. Avevano messo in piedi un sistema per sfuggire sistematicamente al fisco. 11 le persone indagate dalla Guardia di Finanza per bancarotta e sottrazione fraudolenta. Sentiamo. Un sistema fraudolento particolarmente insidioso posto in essere da alcuni indagati che determinava la spoliazione di alcune società
depauperate dalla parte attiva del proprio patrimonio verso nuove società, lasciando in capo alla vecchia società soltanto dei debiti, per lo più nei confronti dell'erario, anche consistenti. Sì, quella messa in piedi dai proprietari dell'ormai fallita Wallcom di Schio era una vera e propria fuga dal fisco, attraverso la spoliazione di società, le cosiddette bad company, dove all'interno vengono lasciate solo i debiti ed eventuali crediti ormai inesigibili, e la creazione di altre società dove di fatto venivano trasferiti beni mobili e immobili per salvaguardarli, diciamo così, dal fisco. Decine le operazioni effettuate, meno 7 le società create per cercare sistematicamente di sfuggire al pagamento delle tasse. Si parla di cartelle esattoriali pendenti per oltre 7 milioni di euro, un giochetto che però non è sfuggito alla Guardia di Finanza, chiamata dal giudice, a seguito della richiesta di fallimento a suo tempo di un fornitore, ad indagare. Il risultato ha portato all'odierna operazione denominata Happy Ship, che ha visto indagate 11 persone e il sequestro di disponibilità finanziarie di 7 immobili per un valore fino a 325.000 euro. L'attenzione dei finanzieri è stata attratta in particolar modo da uno chalet a Roana, oggetto di vendita tra familiari più volte e sempre ad un valore inferiore. A finire agli arresti domiciliari colui che tirava le file del meccanismo, il 57enne Sandro Spiller, residente a Roana, mentre un 54enne commercialista e 2 imprenditori di 48 e 67 anni sono stati inibiti all'attività professionale. Nei loro confronti le accuse sono di fallimento a mezzo di operazioni dolose, sottrazione fraudolenta e bancarotta documentale. A Venezia ora torniamo ad occuparci delle tragedie che si sono verificate in laguna lo scorso fine settimana. La colpa è dell'alta velocità, parole dell'assessore ai trasporti, che al pari del sindaco Brugnaro chiede al governo venga demandata al comune di Venezia la competenza in materia di sicurezza in laguna. Ed intanto nel prossimo servizio andiamo a vedere come vengono individuati i natanti che superano i limiti di velocità, grazie al sistema Argos di competenza della polizia locale. Vediamo. In tempo reale nel grafico del PC evidenziati in rosso i natanti che hanno superato i limiti di velocità in laguna, che poi è ripresa da queste statistiche dove ci dicono appunto il numero di natanti in transito sotto le celle e le infrazioni in tempo reale. Sala operativa della centrale del comando di polizia municipale a Venezia. Da qui si osserva e si monitora quello che rimanda Argos, il sistema di videosorveglianza presente in laguna lungo tutti i palazzi di Venezia. Il sistema Argos è composto da 39 celle, ogni cella ha 4 telecamere, 3 telecamere che registrano la posizione e monitorano l'andamento del natante e una a disposizione dell'operatore per zoomare e fare delle verifiche sul natante, sulla targa e seguirlo in un lasso di tempo per valutare l'andamento del mezzo, la conduzione e la sua velocità. È qui che verrebbe accentrata la competenza in materia di sicurezza in laguna, così come chiesto dal sindaco al governo centrale. Per quanto attiene all'incidente dello scorso fine settimana, è accaduto nel bacino di navigazione. Argos con le telecamere c'entrano qualcosa in questo caso, nel senso come monitoraggio? Il sistema Argos non è attivo nella zona dove è successo l'incidente. Nelle zone non coperte dal sistema Argos, che sono il Canal Grande e i limitrofi, la vigilanza viene fatta attraverso la presenza degli operatori nelle imbarcazioni o, ove è possibile, con la strumentazione che si chiama telelaser, che è la stessa strumentazione che viene utilizzata su terra per misurare la velocità dei veicoli. Lo scontro con la morte dei 2 amici pescatori si è verificato nel bacino di Sant'Andrea di San Nicoletto, ad oggi di competenza della Capitaneria di Porto e non della municipale. Le competenze sulle acque sono di vari enti. Il Comune di Venezia ha la competenza per le acque interne, la Capitaneria di Porto ha la competenza per le acque marittime e il Provveditorato alle opere pubbliche ha competenza sul restante della laguna. C'è poi anche una parziale competenza della città metropolitana. Auspicabile dunque avere una regia unica sulla disciplina e sulle norme che regolano la sicurezza dei natanti e dei loro occupanti.
La disciplina del codice della strada si potrebbe mutuare anche in ambito della navigazione. Alcune cose sono già state fatte, si auspica che vengano allargate e vengano messi dei particolari divieti o dei limiti che possano aiutare a prevenire situazioni di pericolo. Linea alla regia, ora ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Andiamo ora a Cima Grappa, dove ieri si è tenuta la tradizionale cerimonia di inizio agosto alla presenza delle delegazioni delle terre d'origine dei caduti. Un appuntamento denso di significato non solo per l'anniversario del centenario della fine della Grande Guerra, ma anche perché si è tornati a parlare di autonomia. Da Cima Grappa il Veneto e il suo governatore Luca Zaia tornano a ribadire l'importanza dell'autonomia, luoghi simbolo del riscatto, e per omaggiare i 23.000 caduti, i cui resti sono custoditi nel sacrario, modo migliore non c'è, ha detto Zaia, che ottenere la piena autonomia, un percorso in cui, come nella salita al Grappa, sa di avere al proprio fianco il ministro per gli affari regionali Erika Stefani. Nel 1948 si è approvata la Costituzione repubblicana e Einaudi nel presentarla diceva ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta. Questa autonomia noi la chiediamo come veneti e ormai il processo è ben avviato e abbiamo speranza di chiudere questa partita entro fine anno. Ora, l'autonomia non è solo una questione economica, da alcuni è accusata anche di essere quasi una forma egoistica, invece è tutt'altro. E il fatto stesso che siano pervenute le richieste di autonomia da parte di tutta l'Italia, quindi non è solo una questione delle regioni del nord, ma è condivisa da tutti, perché autonomia non è solo una questione, ripeto, finanziaria, ma è che ogni regione deve sapere e vuole valorizzare le proprie capacità. Cerimonia simbolo nei 100 anni dalla fine della Grande Guerra, italiani e austriaci insieme per ribadire la pace tra popoli che hanno sofferto troppo e imparato sulla pelle propria e dei loro territori il valore della pace. Perché la memoria resti viva, anche i luoghi deputati a tramandarla vanno conservati. Da qui l'appello del Comune di Crespano allo sblocco dei 6 milioni di euro destinati al Sacrario, che già dovevano essere disponibili per promuovere le celebrazioni del centenario. Come accade spesso, le opere arrivano dopo la fine dei grandi eventi. Comunque l'importante è che Cima Grappa sia recuperato, i soldi ci sono e arriveranno anche le opere. Quella di oggi, l'abbiamo detto nel corso del telegiornale, è stata un'altra giornata di caldo intenso, tuttavia non è escluso che nelle prossime ore possano verificarsi, soprattutto nelle aree montane della nostra regione, anche dei fenomeni temporaleschi, localmente anche intensi. Per questo la Protezione Civile ha diramato lo stato di attenzione per possibili criticità idrogeologiche fino alle 9 di mercoledì 8 agosto. Vediamo quindi nel dettaglio ora le previsioni del tempo per la giornata di domani. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione e dunque bel tempo su tutto il nostro territorio, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento, sarà dunque una splendida giornata all'insegna del sole su tutti i settori. Al pomeriggio tuttavia non si esclude qualche breve acquazzone di calore sui rilievi del Bellunese, cielo sereno invece altrove. Temperature molto calde con minime tra 20 e 23 gradi, valori massimi compresi invece tra 31 e 36 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli, Venezia Giulia. Poche novità, situazione molto simile con qualche pioggia al pomeriggio solamente sui rilievi alpini. Ampio soleggiamento invece altrove, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 22 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 32 e 35 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige.
Non cambia di molto la previsione, con tanto sole al mattino e con accesa instabilità invece a partire dal pomeriggio, con qualche temporale possibile sui settori alpini di confine, localmente anche di moderata intensità. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 20 gradi, le massime invece saranno comprese tra 33 e 36 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci!